la traccia è questa, che cosa espendo, riallacciandomi a quanto detto, alcune considerazioni sul tema dell'inclusione, che è un processo rispetto al quale è importante definire qual è lo spazio nel quale vogliamo realizzare l'inclusione. Perché ci si può realizzare l'inclusione attorno a sé, o si può realizzare l'inclusione in una dimensione all'opposto, universale. Allora, per dire i termini del problema senza intenti provocatori, ma insomma, si è parlato indistintamente non di famiglia ma di famiglie, che vuol dire che ci sono tante famiglie nello spazio e tante famiglie nel tempo. Una persona può passare attraverso più famiglie e una persona e le famiglie possono essere molto diverse, fino al punto delle relazioni omosessuali. Sono famiglie. Lo dice uno che ha appena festeggiato i 50 anni di matrimonio con un feston, 120 amici. Ecco, però questo è un dato di fatto. Allora, il nostro orizzonte, l'orizzonte dei cattolici romani, per capirci, è quello di tutte le famiglie o di un sottoinsieme di famiglie? Perché questo è solo l'interrogativo che vi lascio, perché ci può essere inclusione anche discriminando chi non è nell'insieme degli inclusi. E la prima tentazione è questa, di fare un'inclusione di una parte. Questo vale per le famiglie, vale per gli immigrati. E il riconoscimento, una parola preziosa che è stata detta, si basa sul fatto che tu non poni i confini. Il riconoscimento è per tutti gli uomini, il riconoscimento è per tutte le famiglie. Dopodiché io invece faccio il mio mestiere, dico che cos'è lotta alla povertà e inclusione sociale rispetto alla povertà e al welfare più in generale. Che cosa è accaduto e che cosa si potrebbe fare. Allora, la povertà ed esclusione sociale, io mi dimentico da adesso in poi, se non per riprenderla molto rapidamente, di inclusione sociale. O di esclusione sociale, sono le due facce della stessa medaglia. Anche la povertà non è un dato assoluto. Cosa vuol dire essere povero in Uganda? O cosa vuol dire essere povero in Italia è cosa diversa. Vuol dire nella grande comunità in cui si vive ho la possibilità di partecipare decentemente. Un grande economista inglese a cavallo fra l'8 e il 900, cercando di definire che cosa serviva ai poveri inglesi, faceva un elenco dei bisogni necessari e poi alla fine diceva è un po' di tè. Agli italiani avere un po' di tè interessa niente, però nella comunità degli inglesi sei escluso totalmente se non hai neppure la possibilità di bere un po' di tè. Quindi è sempre un concetto, una idea riferita a un ambiente sociale. E la seconda considerazione importante è che consideriamo la povertà a livello familiare, cioè non a livello individuale. Famiglia, ripeto qui, nel senso di famiglia di fatto, compresa la famiglia fatta da una sola persona, comprese tutte le famiglie che possiamo immaginare. Perché? Perché è l'unità basilare in cui si condividono le risorse, il reddito, e in cui si soddisfano i bisogni, gran parte dei bisogni. Ma le famiglie sono differenti per numero dei componenti, 1, 2, 10. La famiglia di mia nonna ha avuto 18 figli, quindi erano in 20, no, non sono mai stati in 20 perché morivano come mosche un secolo e più fa, però erano famiglie di 10-12 persone. Ora, come facciamo per tener conto che le famiglie hanno dimensioni e caratteristiche diverse? Perché poi c'è il bambino sano, il bambino malato, la madre che lavora, la madre che non lavora. C'è un modo
molto semplificato ma utile, non è che una famiglia di 2 persone ha bisogno dello spazio nella casa pari allo spazio, a 2 volte lo spazio di famiglie di una persona, perché non servono 2 salotti, non servono spesso 2 camere da letto, no? Basta una camera più grande che non la camera singola. Detto in termini sintetici, al crescere della dimensione della famiglia, i bisogni non si moltiplicano per la dimensione, ma crescono sempre meno, per cui c'è una scala che è quella usata dall'indicatore della situazione economica equivalente che dice per 2 persone servono risorse pari a 1,57. Prendiamo una famiglia che il fabbisogno è 1, 2 persone è 1,57, 3 persone è 2,04 e via dicendo. Poi con maggiorazioni se c'è un componente della famiglia che è molto malato, se c'è la coppia che lavora insieme e via dicendo. Questo ci consente di comparare famiglie. Come misuriamo la povertà? Ci sono tanti modi, io mi fermo su quello che è il più solido usato in Italia, che è noto come povertà assoluta, che non è che è assoluta nel mondo, è il modo con cui la misuriamo in Italia. Si parte si dice, noi consideriamo 3 componenti, 2 fondamentali e la terza è il residuo. La prima è che fabbisogni nutrizionali ha una persona. E questi fabbisogni variano con l'età. Questi fabbisogni li traduco in beni che compro, latte, prosciutto, e siccome ho in mente i poveri cerco di tradurli in beni che danno gli stessi fabbisogni nutrizionali ma che sono meno costosi. Certi tipi di carne invece che il filetto, ad esempio, che danno... Dopodiché devo tradurli in spesa. Allora dico, immagino che i poveri non vadano nel supermercato più caro tra quelli che possono raggiungere, ma vadano nel supermercato meno caro. Ecco. Secondo blocco, l'abitazione, quindi ci sono gli standard delle vecchie, come si chiamavano? In a casa. Sì. Ci sono degli standard minimi, usiamo quelli. Poi c'è un residuo che è difficile da misurare, istruzione, sanità, qui vestiti. L'assunto è in uno Stato che è attento ai cittadini, sanità e istruzione sono gratis per i poveri. Questo per un breve periodo è stato quasi vero in Italia, adesso è sempre meno vero. Il ticket doveva servire per scoraggiare l'eccesso di consumi di medicamenti, è diventato non la compartecipazione al costo alla spesa dello Stato, è lo Stato che compartecipa alla spesa del cittadino che non sia esente, no? Io vengo alla mia età, la macchina uomo ha dei pezzi che vanno in crisi. Allora una volta all'anno mi faccio gli esami. Quest'anno gli esami soliti tutti 97 euro. Ecco, quindi i residui sono stimati calcolando grosso modo cosa spende la parte, cosa consuma la parte degli italiani più povera. Alla fine definiamo delle soglie di spesa mensile che sono necessarie a una famiglia per soddisfare tutti questi bisogni essenziali, basilari. Ma spendere a Venezia o spendere a Ponte Crepaldo, i prezzi sono un po' diversi, no? Spendere a Milano o spendere in un comune piccolo del sud è diverso. E allora il quadro è questo. Noi definiamo soglie di povertà assoluta per molti tipi di famiglie in base alla composizione, numero ed età dei componenti. Io ho preso 3 tipi e li vedete,
in nero sono nord, centro e sud, e centro dell'area metropolitana, comuni periferici inferiori ai 50.000 abitanti. Qui, ad esempio, qui ci sarebbe Venezia centro storico, qui ci sarebbero tutti i comuni della provincia, perché nessun comune della provincia sopra è maggiore, nessuno di comuni periferici maggiore di 50.000 abitanti, tutti gli altri comuni. Ecco. Per un componente servono 827 euro al mese nel centro di un'area metropolitana del nord e 561 in un piccolo comune del sud. Quindi vedete là. Poi la variabilità delle famiglie è molto più grande, però già questo ci dà un quadro informativo importante. 3 componenti? No, un caso tipico, un figlio di 4-10 anni e 2 genitori, la terza riga, 1.390 euro in un'area metropolitana del centro-nord, 1.000 euro in un piccolo comune del sud. Allora, se usiamo queste soglie, vediamo quanti sono i poveri assoluti. Ogni anno queste soglie sono cambiate in funzione dell'inflazione, no? Della perdita di potere d'acquisto degli euro. Negli ultimi 10 anni, perché la fotografia può essere non particolarmente precisa, però siccome restano grosso modo costanti i modi con cui facciamo la fotografia, la differenza fra le fotografie è più credibile. Allora, nel 2007 c'erano 820.000 famiglie povere, adesso sono 1.800.000. Le famiglie povere erano 1,8 milioni, adesso sono gli individui poveri sono 5.060.000, oggi vuol dire l'anno scorso, 2017. E quel che è più interessante è la percentuale sulla popolazione. Siamo passati, restiamo alle persone, dal 3% della popolazione all'8,4% della popolazione, e la crescita è stata particolarmente forte nel sud. Il ventaglio nel 2007 era 3,8 il sud, 2,6, 2,8 il resto d'Italia. Adesso il ventaglio è 6,4 nel centro, 11,4. Cioè su 100 persone che abitano nel mezzogiorno, l'11,4% è povero. Cosa ha guidato? Ma accanto ai numeri assoluti, che cosa spiega? L'aumento è impressionante, L'aumento è impressionante. Il paniere di beni è sempre quello, Come è avvenuto questo processo? Questo processo è avvenuto in questo modo. Io userò molto questa informazione che è la distribuzione per decili. Immaginiamo di essere 80 persone qui dentro, va bene? Le dividiamo in gruppi di 8, dividiamo in 10 pezzi. I più poveri degli 8, quanto reddito hanno del totale? I secondi, il secondo decile, quanto reddito ha del totale? Se tutti hanno l'8%, siamo in 10 gruppi di 8, tutti siamo nella stessa situazione, no? Se il primo gruppo ha l'1% e l'ultimo gruppo ha l'80%, siamo in una situazione di enorme disuguaglianza. Ecco, qui ho preso il decile che sta in mezzo, è questo. Dal 2008 al 2014 il reddito reale, cioè il netto dell'inflazione, è calato in questo modo, quindi è calato sul 6-7%. I più ricchi hanno avuto un calo molto minore, il 10% più ricco 6%, il 10% più povero ha perso il 30%. Qual è il risultato? La fotografia di adesso e i cambiamenti che portano la fotografia di adesso. Si vede male perché era un lucido che era... Ma fermiamoci sugli estremi.
La linea blu sono i 65 anni o più. Erano il 4,5% all'inizio, sono il 4%. Cioè sono un po' calati, perché sono tanti, votano e i partiti sono attenti a questo. I giovani, cioè i minorenni sotto i 18 anni, erano un po' sotto il 4%, sono quelli rosa. Adesso sono oltre il 12%, 3 volte tanto. Si passa dal 4% dei giovani era povero, 10 anni fa, 11 anni fa, adesso il 12% dei giovani è povero. E come è avvenuto questo su altri aspetti? Qui dobbiamo guardare al capofamiglia, non possiamo guardare ai singoli, guardiamo alle famiglie, quindi al capofamiglia. Crescono soprattutto i meno istruiti, crescono soprattutto i disoccupati. I disoccupati passano dal 10% al 23%. Un quarto dei disoccupati è povero. Però guardate, un quarto di operai assimilati, il 12% di operai assimilati è povero. Una famiglia il cui capofamiglia è occupato ed è operaio assimilato è passata da 5 su 100 a 12 su 100 che sono poveri. Quindi c'è questo fenomeno dei lavoratori poveri, che è un fenomeno nuovo per il Paese. Già nel 2007 era una novità. Crescono soprattutto le famiglie numerose. Diciamo meglio, le famiglie con figli minori. E i dati, solo dal 2014 si è inserita una domanda su questo, crescono molto le famiglie in cui almeno uno dei due è straniero. Sono la somma di questo, quindi il 52% delle famiglie che ha almeno un membro straniero è povero. E questo è il processo di immigrazione. Quindi è cambiata profondamente la fisionomia della povertà nel Paese. Questa è la fotografia. Cosa possiamo fare per combatterla? Qui dovrò perdere un minuto perché noi siamo un paese strano. Reddito di cittadinanza, l'ho messo non per gusto, ma il modo con cui lo chiamano gli inglesi e i francesi, Basic Income Revenu de Base, ha un significato chiarissimo in tutto il mondo e in tutte le persone che in Italia si preoccupano di questo argomento. È arrivato un movimento politico-antipolitico che ha usato questa etichetta per raccontare un'altra storia. E tutti gli italiani credono che il reddito di cittadinanza sia questo. Bisogna fare un po' di... Bisognerebbe, no, perlomeno che parliamo la stessa lingua, no? Le parole sono pietre, scriveva Levi della Vida. No? Quando parliamo di reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza è in realtà un reddito minimo di inclusione fatto male. Questo lo dico fra un minuto. No? Il reddito di cittadinanza sarebbe un reddito minimo dato a tutti in misura uguale per tutti. Esiste solo in Alaska per un pezzo di rendite da estrazione di petrolio molto, molto ricche, per cui quelle rendite vengono distribuite a tutti gli abitanti dell'Alaska nella stessa misura. Ma per il resto no. La logica è universalistica, ma è una logica individualistica e solo economica. Questo è il punto. Del resto di inclusione non ci può importare di meno, per dirla alla romana. E logica sostanzialmente, il modo più chiaro con cui lo chiamano è quello statunitense. Tassa negativa sul reddito. Noi paghiamo le tasse cosa? Da 10.000 euro in su, 10.000 euro la soglia. Allora, questo reddito proposto dalla destra economica statunitense, mai realizzato negli Stati Uniti, ma potrebbe essere questo: se la soglia è 10.000 euro e dopo paghi le tasse, se hai meno di 10.000 euro pago io le tasse a te, cioè trasferisco a te, è una tassa negativa,
i dollari per arrivare a 10.000. Prendi 3.000, te ne do 7.000, prendi 5.000, te ne do 5.000. Questo sarebbe, nel modo con cui si intende in tutto il mondo, tra i fedeli di 5 Stelle in Italia, il reddito di cittadinanza. La seconda strada, che è quella che è seguita da tutti i paesi sviluppati e che si cerca di introdurre in qualche modo anche nei paesi in via di sviluppo, è una sorta di reddito minimo di inclusione. Fissato un qualche criterio per determinare la soglia di povertà, dice: io faccio un trasferimento monetario che varia da famiglia a famiglia e che serve a portare tutte le famiglie a uno stesso livello. Tutte le famiglie pesando i membri con una scala di equivalenza, quindi una famiglia di 3 pesa 2,4, non pesa 3 e via dicendo. No? Lo si affianca però anche con servizi volti all'inclusione sociale e lavorativa. E qui in realtà il reddito di cittadinanza grillino non è neanche questa cosa, perché il reddito minimo di inclusione dice che mi preoccupo dell'inclusione di tutti i componenti della famiglia, anche dei bambini di 6 anni e anche dei vecchi di 75 o 76. Solo che ho degli obiettivi diversi. Per tutti cerco inclusione sociale, rafforzamento delle reti, partecipazione. Per quelli in età lavorativa e che sono in grado di lavorare, cerco anche di avviarli al lavoro, ammesso che ci sia domanda di lavoro. Mentre, come vedremo, la proposta del reddito di cittadinanza oggi è, non si capisce cosa, ma è pensioni di cittadinanza, che vedremo sono quelli che stanno meglio in Italia, sono i vecchi. L'avete già visto, ma lo vedremo meglio perché stanno meglio. E in secondo luogo, solo per quelli che possono lavorare. E perché quelli che non sono in grado di lavorare perché sono bambino o vecchio e sono poveri, e più poveri di questi niente, o perché quelli che non sono in grado di lavorare a 40 anni perché hanno qualche disabilità, niente. Ecco. Quindi qui la logica è una logica che si chiama universalismo selettivo, cioè tutti quelli che però non sono poveri, cioè seleziono in base a una condizione che si chiama prova dei mezzi, vedo che quante risorse economiche hanno. E inoltre condiziono questo a un comportamento delle famiglie che aiuti l'inclusione. L'esempio più evidente è condiziono l'erogazione del sussidio al fatto che i bambini frequentino la scuola dell'obbligo, che nel 2017 in Italia è ancora, in pezzi d'Italia, è ancora un problema. Le condiziono il sussidio agli immigrati al fatto che partecipino a attività di formazione che li integrano nella società culturalmente, linguisticamente, quello che si chiama alfabetismo funzionale, sappiano compilare un curriculum vitae con una macchina da scrivere per poterlo mandare se cercano lavoro e così via. Quindi c'è una dimensione che, senza diventare paternalistica, senza dire che un povero non può bere birra, o senza dire che un povero che vive a Muggia non può fare le vacanze in Istria, però quindi senza forme di paternalismo intollerabili, rispettando la persona, però chiede un impegno anche da chi è aiutato a inserirsi nella vita. La terza strada è quella che l'Italia ha seguito fino a poco tempo fa, ancora in larga parte segue, cioè tante misure date a tanti gruppi che sono in condizioni di svantaggio, spesso a somma fissa o per scaglioni,
spesso con vincoli di bilancio, quindi a un certo punto mi fermo a darle, variano nel tempo e nello spazio, obbediscono a una logica frammentata, categoriale, in cui la categoria che è più forte porta a casa di più. Allora, capite che l'unica scelta, il discorso è dentro l'area rossa, le altre due sono, la terza è una pratica tendenzialmente da dimenticare o da ridurre, e per noi è difficile perché l'Italia è nata con questa pratica. La stessa esperienza del fascismo è stata un'esperienza basata sulle corporazioni, sulle categorie, e si è tradotta, chi è vecchio come me si ricorda che c'erano le mutue per la sanità, non un servizio nazionale, via dicendo. E la prima è fuori dall'orizzonte di oggi. Se sarà nell'orizzonte di domani vuol dire che il domani è molto triste, nel senso che ci sono pochi ricchi che perché per poter vendere le loro merci danno un reddito di sopravvivenza a tutti. Allora, com'è l'Italia rispetto agli altri paesi? Devo andare svelto, vero? Sì. Allora, l'Italia ha tre caratteristiche, lo Stato sociale italiano. Primo, che spende moltissimo sulle pensioni. Qui avete la media europea, l'anno del 2012 non ho avuto tempo, ma adesso è uscito il quadro sul 2017, cambia pochissimo. In media in Europa per le pensioni si spende il 46%, in Italia, di tutta la spesa sociale, in Italia si spende il 62%. All'opposto ha meno di tutti negli altri comparti, anche nella sanità, che una volta era un comparto in cui l'Italia spendeva molto, adesso è sceso, adesso la percentuale di spesa sulla sanità è sul 24%, quindi molto più bassa e questo vuol dire che per i poveri in particolare, cioè che due beni come sanità e istruzione, che erano pensati come beni per tutti, bene pubblico in qualche modo, adesso sono diventati in buona parte un bene che si compra sul mercato e che quindi discrimina. La seconda è che è una forte impronta per categorie, in particolare il 97% della spesa della spesa per gli anziani va su base individuale, non familiare. Adesso credo Anastasia potrebbe dircelo, sta cambiando, ma il grosso si è accumulato. Detto in una battuta, il marito senza proprietà immobiliari di una moglie imprenditrice, ma più spesso succede l'opposto, cioè la moglie senza beni immobili, senza case e senza azioni, e il marito imprenditore, la moglie prende l'assegno la pensione sociale quando arriva a 65 anni. E la conseguenza di questo è che si spende molto, ma si spende male. Male nel senso che buona parte dei soldi vanno ai non poveri. Qui c'è la divisione per decili, per blocchi di 8 persone, per capirci da noi, della distribuzione della spesa. I primi 4 decili, cioè il 40% della popolazione più povero, riceve il 51,5% della spesa totale. Tra l'altro i più poveri tra i poveri prendono il 10%, il secondo gruppo, quindi sono meno poveri dei precedenti, prende il 15%, cioè tutti e tre i decili sopra il primo prendono di più del primo, dentro i poveri, e il 40% più ricco prende il 27%. Allora, nel paese dei nababbi questo si può fare senza grandi scandali, ma in un paese come il nostro è uno scandalo. Uno scandalo. Vuol dire che restituiamo ai ricchi parte del contributo che hanno dato sul fronte fiscale. L'ultima, e qui vado di corsa,
Dal 2007, dopo un'esperienza fatta nel 98, su piccola scala, un campione piccolo, e che fu uccisa subito dopo, si va verso una misura nazionale di contrasto della povertà che si chiama reddito di inclusione. C'è già, ma pochi lo sanno perché anche quelli che l'hanno realizzata non sono riusciti a raccontarla. Consta che ha proprio le caratteristiche che abbiamo detto, no? Un beneficio economico dato di differenza tra una soglia familiare e il reddito familiare, quindi si porta tutto alla soglia, con una componente di servizi alla persona mediante progetti finalizzati di inclusione sociale e, se del caso, lavorativa. Quindi universalismo selettivo, prova dei mezzi tranne l'indicatore della situazione equivalente, condizionalità, adesione a progetti finalizzati. Questa in prospettiva deve diventare il livello essenziale delle prestazioni sociali, quindi la base comune a tutto il Paese. Ovviamente questo richiede, scusatemi, vi rubo 20 secondi per dire una cosa alla quale sono molto affezionato. Questo risultato si deve moltissimo all'Alleanza contro la povertà. E lo dico perché ero nel gruppetto dei tecnici, degli esperti, che hanno seguito il processo e disegnato la misura. In realtà la misura è stata scritta da noi, dall'Alleanza contro la povertà, e accolta dal governo, al punto tale che quando c'erano delle varianti di emendamenti da fare, a un certo punto ci hanno chiesto di scrivere il testo degli emendamenti in PDF, perché se lo scrivevamo in Word, qualche volta avevano sbagliato poi, avevano introdotto degli errori e quindi sbagliavano. Questa è la situazione. Comunque, quindi una delle poche esperienze in cui una mobilitazione, una pressione dal basso che ha avuto in ACLI e Caritas due punti di riferimento fondamentali, ma che ha coinvolto tutte le associazioni ONLUS italiane, tutte e alcune mondiali, e tutte le associazioni di volontariato, ecco, è riuscita a far breccia. È riuscita a far breccia con avendo una preoccupazione che non c'è la bacchetta magica, quella ce l'ha solo la fatina e noi no. Quindi bisogna realizzarla imparando dall'esperienza, in una situazione in cui il Paese ha una struttura di informazione sulla società povera, ha dei servizi sociali con grandi volontà e partecipazione e passione, ma molto sottodimensionati, in particolare nel sud, ha dei centri per l'impiego che, insomma, basta dire una cosa, credo che sia il comparto della pubblica amministrazione con più precari. Quindi capite che servizio può dare, insomma, ecco. Allora, partendo molto con dimensioni trattabili che la macchina dello Stato e delle amministrazioni locali riesce a gestire, e insieme cercando di uscire dalla logica categoriale, perché prima tutte le misure erano categoriali, i vecchi al di sopra di, i giovani, le madri con i bimbi, no, bastava essere incinte, non servivano i bimbi, ecco, bastava, ecco. E ogni volta che si discuteva, allora a chi estendiamo? Ai disoccupati sopra i 55 anni? No, alle donne disoccupate del sud. Allora, la preoccupazione è stata: cerchiamo di arrivare a una misura che sia nel suo piccolo universale. Dopodiché cosa succede? Che se io alzo la soglia, do più soldi a quelli che c'erano dentro e tiro dentro più persone. Quindi non devo più essere tirato per la giacca da questa categoria o dall'altra, no? Se dico che la soglia è 2.250 euro per anno per una famiglia di una persona, poco meno di 200 euro al mese, se ho più risorse da mettere, porto la soglia a 3.000, a quelli che ricevevano prima l'integrazione fino a 2.250, l'integrazione sale, arriva fino a 3.000.
gli do 750 euro in più, e più do almeno da 750 a meno euro a quelli che prima prendevano zero, perché amplio la platea. Allora, la cosa interessante è che dal 1° luglio di quest'anno la misura è universale. Prima c'erano i disoccupati vecchi, le mamme o le prossime mamme, le donne incinte e così via. Adesso l'unico requisito è il requisito economico e poi, vabbè, ovviamente accettare l'impegno e partecipare alle attività. Questa misura, questo è quanto viene dato, che per una famiglia numerosa non è neanche indifferente, insomma, per 4 persone sono 460 euro al mese. Prima, cioè per il primo trimestre del 2018, sono state noi grosso modo sappiamo quanti sono le famiglie ammissibili a questa misura, cioè che hanno un reddito inferiore, ma devono loro dire che vogliono avere la misura. E qui c'è un problema rilevante, perché i più poveri sono anche esclusi dalla comunicazione sociale, non sanno che c'è questa misura, o se lo sanno hanno o un ritegno per dignità, non voglio far vadere, o una incapacità di fare la pratica, per cui puoi vedere quanti ne raggiungi è altra cosa, e questo è un problema mondiale, perché queste misure rischiano di avere, si dice in gergo, poco take-up rate, cioè su 100 poveri che ci sono, ce n'è 70-80 che finiscono, se arrivano. Ecco. Dal 1° luglio la stima della platea potenziale, poi vedremo quanti fanno domanda, è di 2.400.000 persone, grosso, poco meno della metà. Quindi ecco, questo ha richiesto circa 2 milioni di euro, poco meno di 2 miliardi di euro l'anno, e la previsione della finanziaria per il 2018 era quella di arrivare a 2 miliardi e 750 milioni nel 2021. Questo non basta. La stima è che occorrono 7 miliardi per servire con una soglia dignitosa, non quella attuale, alzandola su grosso modo 450-500 euro a persona. E bisogna andare passo passo con la macchina gestionale, amministrativa dei centri sociali, dei servizi sociali, dei servizi per l'impiego, che è capace di gestire questo intervento. Quindi servirebbe un'espansione di questa misura. La cosa, devo dire, preoccupante, e chiudo, è l'insensatezza del dibattito di adesso. Per 2 motivi. Uno, che la serietà non c'è, è una parola un po' brutale, ma dire che in 6 mesi i centri per l'impiego imparano a fare il loro lavoro Marini potrebbe conoscere da vicino queste realtà, potrebbe dirlo, o Bruno Anastasia, insomma. Che è un vezzo tutto italiano. Si crede che la legge, come dire, sia come la cresima, no? Mette in stato di grazia. Da quel momento è scritto nella legge che e si realizza, e così non è. Così non è. Il problema più grande non è scrivere, è mettere in pratica e porsi il problema di mettere in pratica bene, perché se la metti in pratica male, per 20 anni di sussidi di povertà in Italia non si parla più. Seconda cosa, pensare a 780 euro a persona, basta guardare questi dati. Nel sud c'è solo lavoro nero accanto alla... Se tu vivi a questi standard con 560 euro, te ne danno 780,
puoi fare quanti centri per l'impiego che vuoi, efficientissimi, ma quello che tu stimoli è il lavoro nero. Cioè, proprio siamo al dissennato e il problema è che neppure questo non è all'ordine del giorno. Nessuno che ha il coraggio di dirlo. E gli stessi che avevano proposto e che hanno realizzato su iniziativa dell'Alleanza per le Povertà il reddito di inclusione hanno accettato il linguaggio di Salvini. Il linguaggio di Salvini. Avete sentito che dicono noi siamo per gli interventi, siamo per gli 80 euro, altra misura dissennata, ma lasciamo perdere, perché aiutiamo il lavoro, mentre questo fa assistenza. Beh, ci sono persone che hanno bisogno di assistenza, i minori e i vecchi che non abbiano la pensione sociale hanno bisogno di assistenza. E il lavoro, sì, tu con i centri per l'impiego aiuti l'incontro tra domanda e offerta, c'è un po' di sfrido, ma se non c'è domanda non c'è trippa per gatti, diceva Amato, ecco. Io ho sentito alla televisione un alto esponente dell'ex partito di governo che ha detto noi siamo contro il reddito di cittadinanza perché non vogliamo aiutare i poveri che stanno in divano. A parte che un povero può stare solo in divano perché non ha i soldi per uscire, ma che senso ha fare queste affermazioni? Che senso ha accettare questo linguaggio? Accettare, perché vuol dire che lo si è interiorizzato. Ecco. Allora, credo che occorra, sarebbe bene, non so come, che ci fosse ancora una mobilitazione dal basso, che la società parlasse ai suoi rappresentanti o parlasse e dicesse di queste aberrazioni, perché al fondo, oltre ai problemi oggettivi della crisi dello Stato sociale, perché costa troppo, perché ci sono tanti vecchi, quello che sta cambiando culturalmente, e lo dicevano molto bene, io lo dico in un altro modo, i primi due interventi, l'avversione alla disuguaglianza sta calando. Alla base di questo c'è una società che vuole disuguaglianza nella illusione individualistica che io abbia il bastone del maresciallo dell'esercito francese nello zaino della truppa di Napoleone. Non ci sono tanti bastoni da maresciallo distribuiti. La società sta andando verso una concentrazione enorme del potere e della ricchezza. Io vi ho raccontato di decili, no? Adesso non si usano più i decili, si usano i centili, l'1% più ricco, anzi si usa l'1% dell'1%, cioè 1 su 10.000, per misurare i fenomeni di enorme concentrazione della ricchezza. E rispetto a questo c'è questa illusione collettiva o questo spostamento collettivo verso l'individualismo. Se non si riesce socialmente, culturalmente a mettere un freno, le cose andranno male. Scusate la lunghezza. Grazie.